Ciao a tutti ragazzi, oggi video è inedito, sono qui con mio fratello Davide e mio amico Michael e siamo venuti al centro fitness Movida a Marostica per fare come promesso la seduta a gambe per come alleno la parte bassa del corpo in vista dei trekking primaverili estivi, quindi andremo a vedere cosa ci aspetterà. Nelle prime due serie di leg extension vado a fare 10-12 ripetizioni con circa 75-80 kg. Come vedete non arrivo a stendere completamente la gamba per evitare di sforzare troppo il ginocchio. Ultima serie, il cui obiettivo è arrivare a 15 ripetizioni, di solito ci riesco con circa 70 kg. Ora vado con un leg curl da seduto, intanto prima serie di riscaldamento. Prima serie da 6-8 ripetizioni come la seconda, il peso varia in base alla trazione del vario macchinario. Pressa, intanto vado a giocarci un po' perché è la prima volta che la uso e facciamo un po' di riscaldamento. No, più che altro, perché li facevi 4, facevi anche 5, sempre che hai un moto non uscivi perché avevi paura. Ah, ok, sì, però Questo è uno degli esercizi più importanti per allenare il treno posteriore della gamba, perché sono i muscoli più importanti in spinta quando si sale la montagna all'andata in salita, quindi li alleno più degli altri comparti proprio perché mi daranno una mano nei dislivelli soprattutto più importanti. Di solito nella palestra dove vado principalmente faccio una serie di 10, poi scalo a 8 e poi scalo ancora a 6 e in base alla giornata decido se tenere lo stesso peso o diminuire. Qui vedete un esercizio un po' diverso perché è la prima volta che uso questa pressa, quindi non mi adatta molto a quello che sto facendo qui, ma di solito faccio 10, 8 e 6 ripetizioni. Andiamo con un altro esercizio importante per il treno posteriore della gamba, ossia il leg curl da disteso, dove vado a fare due serie da 10-12 ripetizioni
e l'ultima a sfinimento verso le 15 ripetizioni. Terza serie. Ora vado a fare un po' di polpacci, qui non mi sono messo grandi limiti in fatto di numero di serie o chili da caricare, vado un po' a sentimento e soprattutto vado abbastanza blando per non andare proprio a massacrare i polpacci, soprattutto nei giorni precedenti un'escursione. Secondo me cioè, fatichi solo i polpacci perché alla fine hai il border qua che ti fa. Questa macchina per fare squat facilitati appunto non a corpo libero, la faccio per puro diletto, perché lo squat non è un esercizio che amo anche a causa di alcuni problemini al ginocchio, però quindi volevo mostrarvela e testarla, quindi l'ho messa volentieri nel video. Guardate che meraviglia questa macchina che imita gli stacchi da terra o comunque anche magari gli stacchi rumeni. Anche questa è la prima volta che la usavo, quindi sono andato a mostrarla anche per voi, soprattutto a me stesso. Mi raccomando, l'importante è non piegare e curvare la schiena, ma tenerla bella rigida e dritta. Parlo piano perché non c'è musica e c'è un silenzio di tomba. Comunque, tostina, non sto facendo proprio al 100% gli esercizi e le ripetizioni classiche, perché appunto qui è una palestra dove vado una volta ogni tanto. Però, insomma, in linea di massima vi sto facendo vedere come alleno le gambe. Adesso vi faccio vedere gli ultimi esercizi e dopo andremo verso la fine del video.
parte Michael che arriva. Gambe, è arrivato molto per le gambe che per me. Siamo in due allora. Ah. Provo l'ultima serie con 80 kg. Domani pomeriggio tardi, come oggi più o meno. Sabato non lo so, forse io un pochino. E quanto batti per la sera non è da tanto. Ah, vabbè, che non è probabile che mi faccia. No, io lo cambio, quindi io faccio la giornata. Vabbè, ciao. Pressa a 45 gradi che arrivato a questo punto però mi ha veramente distrutto definitivamente. Comunque di solito facciamo 5 ripetizioni nelle prime due serie con circa 200-220 kg, poi altre due serie con 6-8 ripetizioni, di solito calo con 170-180 kg. Questa è la pressa a 45 gradi, di solito in palestra la carico a 200, questa faccio a 120 intanto. 200 per 5 ripetizioni, 6-8 ripetizioni, di solito calo a 160-170. La gamba si consiglia caldamente di non stenderla completamente, ma vedete come tengo il ginocchio parzialmente flesso in modo da non andare a comprometterlo quando i carichi sono eccessivi.
l'ultima serie della seduta e dopo andrò a fare altro. Ecco ragazzi, il video è finito, siamo ormai all'uscita della palestra. Io e i miei amici che avete visto poco, Michael e Davide, mi hanno sostenuto, diciamo così, per allontanare, diciamo, durante il video. Quindi dai tre moschettieri che vi salutano e vi rimandiamo al prossimo video.